Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria avvia un nuovo percorso di coprogettazione con il terzo settore per realizzare interventi dedicati a giovani, anziani e a persone con disabilità. L'iniziativa mette a disposizione oltre 650.000 euro per sviluppare un modello di welfare di comunità partecipato. L'avviso è rivolto agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS e finanzia progetti che integrano inclusione sociale, benessere e partecipazione della comunità. Inaugurati a Perinaldo 4 nuovi alloggi destinati a persone con disabilità grave, realizzati attraverso il recupero dell'ex scuola nell'ambito del progetto di co-housing Sperimetri, un intervento di rigenerazione al servizio della comunità del valore di 590.000 euro che è stato sostenuto da Regione Liguria con un contributo di 200.000 euro. Regione Liguria attiva treni straordinari per i festeggiamenti di Nostra Signora di Montallegro in programma a Rapallo dal 1 al 3 luglio. Previsti collegamenti aggiuntivi tra La Spezia e Santa Margherita Ligure, con corse dedicate sia all'andata sia al rientro serale. L'iniziativa punta a favorire la partecipazione all'evento e una mobilità più agevole. La Liguria si conferma protagonista dello sport nazionale con l'esposizione della Coppa Davis e della Coppa Billie Jean King al Tennis Club Albaro di Genova. La tappa del Trophy Tour 2026 valorizza il ruolo della regione, già Regione Europea dello Sport 2025, come sede di grandi eventi e punto di riferimento per lo sviluppo dello sport su scala internazionale. La Liguria è protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il principale appuntamento nordamericano dedicato all'agroalimentare. Nello spazio istituzionale sono presenti 12 aziende liguri con degustazioni e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. L'obiettivo è promuovere i prodotti liguri su mercati internazionali creando nuove opportunità per le imprese. Restate aggiornati sui nostri canali social.